primo passo concreto nella realizzazione della terza dimensione in pittura la fece Giotto con la sua prospettiva intuitiva. Abbandonata la tradizione bizantina, Giotto elaborò un suo stile narrativo fatto di architetture, colori forti e personaggi dalle espressioni decise e una costruzione degli edifici visti in prospettiva. Una prospettiva non geometrica ma intuitiva, come già detto. Masaccio continuò le ricerche intraprese da Giotto nello studio dello spazio e dei volumi nel tentativo di riprodurre la terza dimensione su superfici bidimensionali. Guidato forse dai consigli preziosi di Brunelleschi, Masaccio realizzò nel 1425 circa un affresco nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, la Trinità. L'affresco ci racconta della crocifissione di Cristo sorretto dal Dio Padre con lo Spirito Santo sotto forma di colomba bianca a loro vicina. Questo tipo di modello iconografico è conosciuto come trono di grazia. Si tratta di un tipo di rappresentazione che fu utilizzato spesso nel corso dei secoli per comunicare ai fedeli il dogma della Trinità. Nella Trinità di Masaccio assistiamo ad un impianto scenico che ci mostra il Cristo al centro, a sinistra Maria e a destra San Giovanni, entrambi con espressioni sofferenti. Più in basso ci sono i due committenti privi di aureole e inginocchiati. Di loro non si hanno notizie certe, potrebbe trattarsi del priore domenicano Fra Benedetto di Domenico di Lanzo e della moglie. La scelta di Masaccio di collocare il punto di fuga all'altezza dell'osservatore fu estremamente efficace. Il fruitore infatti può godere di un punto di vista perfetto immergendosi nel dipinto e salendo con lo sguardo dallo scheletro fino al Dio Padre. La volta a botte dipinta al di sopra di Dio dà l'illusione della profondità e trasporta chi osserva all'interno di uno spazio immaginato ma reso reale dalla prospettiva e da un'unica fonte di luce frontale che tende ad esaltare la profondità e i tessuti indossati dai personaggi. L'opera è intrisa di simbologia cristiana e spinge l'osservatore ad interrogarsi sulla natura umana e sul suo rapporto con il divino. Partendo dalla parte inferiore, dallo scheletro, si sale fino ad arrivare alla vita eterna rappresentata dal Dio Padre. Per fare questo ci si affida alla buona condotta e alle preghiere, come ci suggeriscono il committente e la moglie raccolti in preghiera. Inoltre, Maria indica Cristo come colui che tracciò la via per raggiungere Dio. La Trinità di Masaccio è considerata la prima opera pittorica in cui è stata applicata la prospettiva.